porca della miseria che siamo persi. No, qua. no, che persi. No, dai, aspetta un attimo, guarda. Un attimo. No, controllo, caro. Cosa controllo? Col navigatore, Sì, tranquillo. Non ti vai via col tom tom, ti vai via col tam tam, grazie al navigatore. Io mi fido solo del navigatore di carta, pratico, indistruttibile, non ha bisogno delle batterie. Però ha bisogno di un paro di acciaio perché non ti vedi niente qua. Ascolta a me. Ha paura di Leonara. Vediamo là, la Leonara dovrebbe essere da queste parti qua. Ma forse si può fare qua? No, si può fare. Vabbè, allora, un dato sicuro è che oggi dovremo trovarci con l'assessore regionale all'ambiente alla palude di Onara, giusto? Esatto. Maurizio Conte, che sei? Saremo sì, e mi aspetta. Andiamo. Tutto Ecco, pronto? Sei sì. riposato? Cosa dire del cartello? Quindi Qua? vabbè, andiamo là. Io non so, però. Monta, vai. Biciclando, vai! Dai, la miseria, ragazzi. E questa? Questa è facile. Allora. Ciao! Ridemo. Dai, ormai si rivai. Stata dura. Che fatica. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno. Alla palude di Ciao, Onara. Ciao. Palude di Onara. Posto bellissimo, incantevole, stupendo da visitare. Ma perché te mi hai invitato qua? A parlare di ambiente e soprattutto di acqua, perché qua ne è tanta, è anche buona. Queste sono delle risorgive. Risorgive. Questa E è bisogna l'acqua ricordare a importante. tutti quanti che l'acqua è un bene prezioso e bisogna educare la gente finché sei piccolo, la famiglia vada a educare a non sprecare l'acqua. Non sto a parlare della famiglia, se mi fio che sei un problema ambientale incredibile. Perché se non si lava, inquina l'aria. Se si lava, inquina l'acqua. Ma proprio che ne veniamo fuori. dai. È un problema. È un problema. Andiamo a visitare a Palude? Andiamo. No, qua solo. Ah, so in dopo. Vabbè. Ormai che devo fare un giro dopo. Sì, vabbè. Ok, avanti. Siamo nella palude di Onara, un'oasi naturale, una bellezza del nostro Veneto, soprattutto perché è legata all'acqua, che è la protagonista di questa giornata. L'acqua che noi come Regione Veneto vogliamo tutelare. Con il piano di tutela delle acque stiamo investendo su quella che è la depurazione, soprattutto appunto nell'ambito urbano, in quella che è la necessità di garantire la sua qualità, partendo dalle montagne e arrivando al mare, perché poi per il mare è fondamentale avere un'acqua che possa essere pura per la balneazione, per attirare i turisti. Ma un Veneto che vive nell'acqua, sia nella sua accessibilità, navigabilità, ma in quella che è un sistema di canali, di scorrimento appunto dell'acqua superficiale, e dobbiamo garantire che l'acqua, da una parte quando ce n'è troppa venga gestita, quando manca possa essere recuperata per salvaguardare appunto le nostre imprese, soprattutto agricole, che hanno bisogno di questa risorsa fondamentale per avere prodotti di qualità. Siamo ad Onara, nel comune di Tombolo, nella provincia di Padova, in una delle oasi più belle naturalistiche della regione Veneto. Qui l'importanza dell'acqua era riconosciuta anche nel Medioevo, dove sorgeva il castello di Ezzelino da Onara, e le rimanenze le possiamo vedere dietro di me, un oratorio, l'oratorio di Santa Margherita, risalente appunto al 1100, recentemente restaurato con affreschi dello Squarcione, in un contesto naturale stupendo, con specie botaniche rarissime che risalgono all'era glaciale.
Ma sì, da stamattina che sto io cercare di pescare su quest'acqua limpida, pulita, trasparente, non so fare niente. Vedi, così senza bava, cosa tu pescare? Chi sia per quello? Sai cosa ti dico? Fresca, Con acqua così netta, così pulita, così cristallina, mi voglio mettere i piedi dentro. Oh, fermo! Sì, tomato, ho voluto mettere il tuo piede unto in mezzo all'acqua pulita, no? Fermo, la inquini! Inquino. In questa oasi dove l'acqua sorge dal sottosuolo in maniera naturale, le risorgive, la qualità di quell'acqua che appunto dalla montagna scorre sotto le falde, arriva qui, torna in superficie e arriva al mare. Negli ultimi anni come Regione Veneto abbiamo investito per la ricarica delle falde, insieme ai consorzi bonifica abbiamo attuato sistemi per far drenare l'acqua dalla superficie alle falde acquifere. Questo per garantire che la quantità dell'acqua non venga meno. Abbiamo visto che molto spesso nei momenti di siccità c'è bisogno di recuperarle, quindi è bene consumarne il meno possibile quando ce n'è tanta e appunto sfruttarla nel miglior modo possibile. Penso che questo sia anche un insegnamento che dobbiamo mandare come messaggio ai giovani. Questa sì che è acqua pulita, pura, incontaminata, altro che il Po. Senti, io l'altro giorno che ho detto che in mezzo al Po che trova rifiuti, scoasse, piene di macce di catrame per fine. Ti spiego perché il Po è pieno di macce di catrame. Perché ne ho gagna ancora finito. Quando che avrà asfaltato tutto, potremo andare in Adriatico in macchina diretti, capisci? Così è. Ah, stanno lavorando per noi. Stanno lavorando per noi. Buona ora. A voglia. Pesca qua, dai. Pesca. No. Per sensibilizzare i giovani, la Regione e come assessorato abbiamo messo in campo quella che è stata la settimana dell'ambiente, soprattutto per farli mettere a contatto direttamente con quelle che sono realtà ambientali nel nostro Veneto, dal trattamento dei rifiuti a quella che è la depurazione, alle aree naturalistiche. Li abbiamo voluti inserire proprio direttamente a contatto nel territorio con quelli che sono i temi principali ambientali. È proprio per questo che con le scuole abbiamo voluto anche iniziare un percorso formativo insieme all'Università di Padova per realizzare dei laboratori soprattutto di comunicazione, video, immagini che esprimessero proprio la sensazione che i giovani hanno verso l'ambiente. In questa oasi tutti possono venire a visitarla grazie agli interventi del Comune, a un'oasi con interventi di servizi, un'area servizi, parcheggio, in grado di accogliere i cittadini e le comunità. Io capisco cosa che ha detto l'assessore Conte, l'assessore dell'ambiente, che l'acqua è un bene prezioso, pertanto bisogna sparagnarla. A mite mio disi, che per sparagnare l'acqua o farmi la doccia da me vicino da casa. Ma guarda che è tu vicino da casa su me? Appunto. Ma ringraziamo l'assessore Conte e il sindaco Zorzo per averne fatto scoprire una delle bellezze del nostro Veneto, la palude di Onara,
E anche perché bene. mi ha fatto capire l'importanza del bene acqua, del bene acqua. un bene prezioso. Senti, vi avevo promesso di farvi un giro col tandem. Sicuro? Mi raccomando, trattarlo bene. Un giretto un giretto breve, mi raccomando. Perché dobbiamo andare Ma anche... serve il cappello per guidarlo? No, niente. niente. Mi raccomando. Sicuro, Remigio? Dai. Già la partenza, dai, teniamo... Teniamo segno. Ecco, Siamo pronti? Allora, Pronti? via, vai! Ciao! Vai. Ciao, ciao! Come sta? Saluto a Ciao. tutti. Ciao, ciao! Addio. Ciao, ciao! Addio. Addio! Come addio? Addio. Come addio? Oh. Addio. Scusa! Dovevo andare... E abbiamo detto di fare un giretto. Il giro qui non torna più, Che giretto vuoi fare questi qua? Devo andare a Galliera adesso. Se Sta fermo. 15-20 km. Andiamo a piedi, dai. E ora che sì, ne conviene a mettersi. No, è una bella giornata. Ti dà che a bicicletta, te che vai sulla bicicletta. Vabbè, che farà?